Buon pomeriggio dallo stadio Carlo Zoboli di Carbonia per la quarta giornata del campionato di promozione regionale. Il programma prevede oggi Carbonia Villa Massargia, un derby molto sentito che ha già visto confrontarsi le due squadre in Coppa Italia, recentemente con il Carbonia che ha eliminato gli avversari ottenendo 2 vittorie in entrambi i match. La formazione del Carbonia quest'anno è stata allestita per un campionato di vertice con il nuovo tecnico Fabio Piras, molto preparato e desideroso di riportare il Carbonia in alto a livello regionale, così come annunciato da tutto lo staff dirigenziale. Il Villa Massargia dal canto suo vorrà eseguire una salvezza anticipata, avendo conquistato con merito nella scorsa stagione una promozione davvero importante sotto il profilo calcistico. Vediamo ora le formazioni con il Carbonia che è sceso in campo esattamente con Bove, Marreddu, Andrea Bove, Milia, Boi, Tose, Lazzaro, Picchettu, Cosa, Pozzi, Cacciuto. Dalla parte opposta risponde Villa Massargia con Marungiu, Pozza, Porcu, Melis, Milia, Corona, Cucchettu, Congiu, Ariu, Esu, Mameli. L'arbitro dell'incontro, la signora Eleonora Pili, la linea che per il momento può tornare alla regia.